Lei ha conosciuto un certo Aperi Santo? Come? Santo Aperi. L'ho conosciuto ora a carcere di Bicocca durante la mia detenzione. Sa se il Santo Aperi appartenesse a qualche organizzazione malavitosa? Guardi, con Sant'Apere, essendo che lui era un pittore, Era? si dilettava alla pittura. Veramente parlavamo, io e lui, parlavamo di pittura, di queste cose qua. Non abbiamo mai parlato, diciamo, di altre situazioni attinenti, come dire, che poi era imparentato con gente che erano vicino, diciamo, nel Vabbè, quello gruppo. che lei sa, però. Appunto, questo lo so io, ma non più sa di questo. null'altro su Aperi Sì, Santo. sul conto di Sant'Apere, sì. Lei ha conosciuto un certo arcidiacono Francesco? Usalaro? Per caso come soprannome? Mi parli di questa persona che lei conosce? È stato arrestato insieme a Aldo Ercolano? Lei parli di questa persona che... Sì, questo qui sì, lo conosco, E cosa sa di questo Usalaro? che era una persona molto, ma molto vicina a Aldo Ercolano. Lei sa se fosse inserito nell'organizzazione dell'Ercolano? Se fosse inserito attivamente, integralmente, di questo non potrei essere, diciamo, chiaro, però so che era molto amico di Aldo Ercolano, il che qualche volta magari è venuto lui a riferirmi, non so, qualche cosa, è venuto nel mio negozio là, Il suo negozio dove? in via Francesco Crispi. E per riferirle che cosa? No, era venuto là che, non so, magari per esempio se mi potevo vedere con Aldo, un esempio, cose senza valore, cose senza importanza, ma che io sapevo che era amico intimo di Aldo Ercolano, cioè che poi fosse inserito globalmente nel gruppo a tutti i livelli, questo non glielo saprei dire. Lei sa che attività lavorativa svolgesse il Francesco Arcidiacono, il Usalaro? No, ora mi è venuto bene in mente, io so che aveva una società finanziaria, qualcosa del genere. Una società finanziaria, lei sa dove si trovava questa No, completamente. So che aveva una società finanziaria, ma non so di più. Lei sa con chi fosse in società questo Usalaro? No, completamente no. Ci può dare una descrizione di questa persona? Diciamo che è appena più basso di me, capelli ricciolini, e che durante questo mio periodo di detenzione qui a carcere di Bicocca io ero al primo piano, lui era al secondo piano. Presidente, mi dà la parola un momento? Presidente, scusi, siccome siamo ancora alla lettera A e sono le 8:10 e credo ci saranno almeno 160 siamo, diciamo, abbiamo fatto 7 ore da stamattina, non credo che si possa completare. Scusi se faccio un discorso. Dobbiamo cercare di finire l'esame. Non credo che ci sono ancora 160 diciamo, nomi da mentovare. Se andiamo allora non stop fino a domattina, No, insomma, no. Ma io dico da un punto di vista. Vuole piazzarti una previsione per le 21:30 o le 22, avvocato? No, Presidente, le chiedo scusa, io onestamente mi allontano, non credo che faccia. Avete bisogno del cambio, loro hanno bisogno del cambio. Bisognerebbe fare sapere alla scorta che c'è bisogno del cambio.
Ora procediamo. Pubblico Ministero continua. Sì, Presidente. Ora invece quindi rimane qua. Sono dico è un po' per mezzo vai a chiamare il tiro. Per mezzo quello non va. L'hanno delle vendite niente, non c'è più, hanno annullato tutto. Presidente, sono l'avvocato Pogliese. Interpretando il punto di vista di tutti i colleghi e non soltanto dell'avvocato Attanasio che ha parlato unicamente a nome di tutti, riteniamo di formulare alla vostra signoria la richiesta, se sia possibile, l'astensione o la sospensione dell'udienza alle 20:30. Abbiamo problemi tutti quanti, i legali, di preparazione anche dei processi che in altre curie, anche a Catania, abbiamo domani al Tribunale, in Corte, in Pretura. Quindi quando siamo qui, quelli che sono stati, io sono intervenuto dopo e mi sono alternato con gli altri colleghi, per ben 10 ore ci sfugge il metro non soltanto della ricezione dei clienti presso lo studio, ma anche dell'impostazione dei nostri doveri professionali presso altre curie. Quindi alle 21:30, alle 22 è un orario inutile ai fini di sciorinare tutto l'elenco dalla A alla Z degli indagati, come sempre dalle domande che formano l'ufficio del PM, e nello stesso tempo agevola, diciamo, una nostra situazione di degrado, di insufficienza a poterci preparare, mentre alle 20:30, tra un quarto d'ora appena, ella dice perché fissa questo termine, nel senso che pervenendo ai nostri studi o alle nostre abitazioni in un orario opportuno possiamo almeno organizzarci per domani, dove dovremo in buona parte del tempo intervenire qui. Quindi questo è un problema notevole, questo processo, ma non può completare o annullare tutte le altre esigenze professionali, perché quando noi non fossimo preparati, non intervenissimo dinanzi i loro colleghi delle altre sezioni del Tribunale, della Corte o della Corte d'Assise, indubbiamente verremmo meno a un dovere che per noi è parimenti importante. Grazie. Signori, io solo per rompere un po' la monotonia della trattazione dell'udienza ritorno su un discorso che è stato fatto non so più quante volte. Per la settimana prossima non è solo un discorso di spostamenti, di sicurezza, di spese e quant'altro, ma rappresento che per la settimana prossima mi si è fatto sapere che 2 degli imputati di questo processo dovranno andare a Torino. Per la settimana successiva il signor Santapaola Benedetto dovrà andare a Mestre. La settimana successiva la terza sezione della Corte d'Assise di Catania dovrà cominciare un processo contro ben 70 imputati, di cui 16 sono imputati in questo processo. Insomma, se io devo tenere conto di tutte queste cose, l'ultima cosa, credetemi con mio rammarico, di cui posso tenere conto sono le esigenze professionali che mi sono state prospettate dall'avvocato Pogliese, il quale, come tutti i difensori degli imputati di questo processo, accettando la difesa di questi imputati, sapevano sin dall'inizio l'onere di questo processo, l'onere pesantissimo, smisurato, a carico di tutti quanti e non solo a carico dei difensori. Quindi, signori, rassegnatevi e non perdiamo altro tempo. Il pubblico ministero procede. Signor Ferone, ha mai conosciuto una persona che di nome fa Arena Giovanni? Come vuole ripetere per favore? C'è un vocino. Arena Giovanni. Come ho detto prima, anche in questa circostanza il nome non mi è nuovo. Ha conosciuto mai un certo Arena Mario? Ha conosciuto un certo Assinnata Domenico? Assinnata non ne ho sentito parlare, Assinnata.
In che senso? Io Ferone seguo un elenco, quindi in ogni caso lei, se non ricorda, velocemente può rispondere senza alcun problema. Allora, Assinate ne ha sentito parlare in che senso? Non so, che Paternese? Non so, perché se non ricordo male c'è qualcuno Assinata che... E di questa persona paternese che di cognome fa Assinata che cosa sa? No, niente di particolare, lo ricordo solo come nome. Funziona. Funziona? L'impianto funziona ugualmente, sì. Sì, io cerco di vedere. Conosce... Non dovrebbe conoscerli a memoria, l'elenco. Sì, a memoria, Presidente. Appunto. Ha mai conosciuto un certo Avola Maurizio? Dunque, su Aula Maurizio, io conosco Aula Maurizio, l'ho conosciuto da Marcello D'Agata. In che occasione l'ha conosciuto, se lo ricorda? Nelle occasioni di cui qui veniamo a toccare un pezzo delle istituzioni, in questa circostanza, e ora spiego. E tocchiamolo se è necessario. Un giorno c'è stato un attentato all'architetto Leone, architetto al comune di Catania, presidente degli architetti catanesi, professore universitario alla scuola, un docente comunque. Le hanno sparato. Un po' più forte, Ferone. Le hanno sparato. Essendo che il genero di questo architetto è amico di Domenico Longo, il genero non ricordo se si chiami Fortunato o Stefano, comunque fa i barman alla discoteca il Macintosh dei fratelli Aronica. Essendo amico di Longo Domenico, essendo tutta la famiglia impaurita a causa di questo attentato, si rivolge a Longo Domenico se poteva in un certo qual modo sistemare questa cosa, vedere più o meno questa cosa da che era scaturita. In che anno si è verificato questo episodio? Mi pare che sia il 90 o il 91, mi pare che il 90 forse. E allora, stava dicendo, si rivolgono al Longo. Sì, ma il 90 è più sicuro. Allora viene da me e dice che dovevamo interessarci appunto per questo fatto, per cercare. Posso andare avanti? Sta registrando? Può andare avanti. Di capire più o meno. Può proseguire. Sto proseguendo, da che sia potuto scaturire questo fatto. Allora io ho chiesto un po' in giro alle varie squadre, e di cui ho chiesto anche a Marcello D'Agata. Anzi, con l'esattezza a Aldo Ercolano. Aldo Ercolano dopo qualche giorno viene e mi dice: Pippo, sai, per quel discorso di l'architetto parla direttamente con Marcello, che lui ti spiegherà. Allora, va bene Aldo, ora ci vado io. Arrivo da Marcello D'Agata e c'era anche la Aula, Maurizio Aula, e altre persone che non ho conosciuto, che non conoscevo. E allora mi metto a parlare con Aula e con Marcello D'Agata di questo fatto qua. Allora Marcello, ma come mai, questa è una brava persona? Dici, ma dimmi un po', dici, tu
ne corrisponde di questo. Certo che ne corrisponde, se sono qua, perché in quell'epoca ancora aveva anche la scorta della polizia, era scortato l'architetto Leone. Siccome dice la scorta alla polizia, abbiamo detto questo qui non sarà un problema, è normale che lui stesso se la farà togliere. Ho detto, ma scusa, ma qual è il problema? Il problema, dice, è che lui insegna a scuola e io ho mia figlia là e che lui la maltratta. E questa persona che parlava chi era? Era l'Avola che parlava? No, Marcello D'Agata. D'Agata. Io parlo con Marcello D'Agata. Ha detto c'era Aula anche. Sì. Ed altre persone che nemmeno mi ricordo, che fra l'altro nemmeno conoscevo. E ha detto, se questo qui è tutto il problema, stai tranquillo che ora si parlerà con questo architetto e le si farà presente che deve essere, diciamo, più morbido nei confronti di tua figlia. Allora io faccio venire nuovamente il genero, parlo con il genero e gli dico, senti, guarda che però tuo suocero deve essere più elastico, deve essere più alla quale, guarda che c'è una ragazza che ci interessa, una certa D'Agata, digli a tuo suocero se puoi essere più elastico lì a scuola. Il genero ha capito male e allora ha detto a suocero di trattare bene una ragazza che si chiamava Laudani, sempre nella stessa aula. A quel punto Marcello D'Agata viene dicendo che questo qui non l'aveva rispettato e che noi non l'avevamo rispettato, eccetera. Lo ha detto a Domenico Longo. Domenico Longo me l'ha riferito a me, che era andato un po' arrogante Marcello D'Agata. Allora, a questo punto ho detto andiamo da Marcello D'Agata, però nel frattempo parliamo con l'architetto e che faccia le cose, se la deve fare la fa, se non la deve fare non la fa, che ce lo dici. In effetti si è parlato nuovamente con il genero, lui stesso ci fece osservare che aveva sbagliato il genero, dice ma io ho detto, dici Laudani, ho detto hai sbagliato, non è Laudani, non lo conosciamo, noi ci interessa questa ragazza D'Agata, figlia di Marcello D'Agata. Ah, dici tranquillo, vedrai che non ci saranno problemi. Di cui io nel frattempo porto questa risposta a Marcello D'Agata, però l'avevo portata e con me mi ero portato anche le pistole e altri te del mio clan, di cui c'era Giuseppe Babbagallo, fin da che metteva la benzina aveva il compito che come sentivo sparare all'interno del botteghino là dove lui c'ha quel rifornimento, ero io che stavo sparando in faccia a lui e lui doveva sparare a Maurizio Aula. Invece in quella circostanza Marcello D'Agata è stato, diciamo, abbastanza alla quale, non è stato poco ortodosso, è stato lineare, di cui gli ho detto sai, scusalo, quello ha capito male, aveva capito Laudani. Fra l'altro ho chiesto ma c'è una ragazza che si chiama Laudani? Lui me l'ha confermato, fra l'altro anche lui stesso, dice c'è una compagna di mia figlia e quella ha capito male, si credeva che fosse che dovevo aiutare la Laudani. Ma voi eravate andati là No. per commettere, diciamo, l'azione, l'omicidio? No, ciò era dovuto alla conseguenza se lui si sarebbe comportato secondo l'atteggiamento. sì, secondo l'atteggiamento. Ha avuto modo di incontrare poi successivamente l'Avola Maurizio? No, io diciamo in queste circostanze che sono andato da Marcello D'Agata là a rifornimento, era là,
l'ho visto 3 volte, 4 volte, che fra l'altro poi conoscevo anche di vista a partire dall'85, 86, 84. Senta, lei quando aveva necessità di parlare con qualcuno del gruppo del Santa Paola, Sì. solitamente che criteri seguiva? Cioè conosceva i posti che frequentavano oppure mandava un'ambasciata per riferirgli che aveva necessità di parlare con loro? No, in genere diciamo che conoscevo i posti che loro frequentavano. Mi può indicare quali erano questi posti? Per esempio, fin quando c'era l'agenzia in Piazza dei Martiri di Ercolano, andavo a trovarlo là nell'agenzia. Diversamente diciamo che ci andavo via Leonio, o che diversamente loro venivano da me, o che venivano dal negozio che anche se non c'ero io c'era mia moglie, lasciavano il messaggio che dovevamo incontrarci, così Lei via. ha detto il via Leonio dove? L'aveva fra l'altro indicato anche Dove c'è il bar? Dove c'è il bar? Sì. Ma proprio all'interno del bar o vi era Sì, in diverse circostanze all'interno del bar. E lì chi poteva incontrare solitamente? Era per esempio quel Franco Accidiacono che abbiamo parlato, era solito frequentare quel posto là, per cui non era difficile rintracciarli. E Aldo Ercolano era rintracciabile lì? Sì, solo nel periodo durante la fase della guerra con i Ferrera era molto riservato, solo quando veniva cautelato. Poi togliendo questa fase era Vi erano altri posti? Lei ha indicato il distributore, aveva indicato via Leonio, vi erano altri posti che lei... Io personalmente più o meno andavo da Nicola Maugeri qualche volta. E Nicola Maugeri dove andava a trovarlo? Anche nel suo ufficio, là dove lui abita, di Rimberta d'Angolo c'ha un ufficio. E può dire... Anche a casa sua sono stato da... E gli uffici può dire in che zona sono? Sono più avanti di Zia Lisa, passata Zia Lisa, dove c'è il distributore, andando verso per prendere l'autostrada Catania-Palermo, dove c'è il distributore, girando a destra, la traversa mi pare che sia la prima o la seconda sulla destra, e di cui c'ha gli uffici ad angolo e nella stessa via c'ha la casa, ci abita. E gli uffici di che cosa? Degli uffici che lui ha, mi pare una ditta di movimenti terra, motopale, queste cose qua. Lei ha conosciuto un certo Barbagallo Martino? No, non mi dice niente Barbagallo Martino. Ha conosciuto un certo Barcella Salvatore? No. Un certo Salvatore Battaglia l'ha mai conosciuto? Qualche persona che di cognome facesse... Sì, c'è Santo Battaglia, suo fratello. E quindi ha conosciuto il Salvatore Battaglia e anche il Santo Battaglia? No, io conoscevo a Santo Battaglia, il fratello di vista, qualche anche con Santo Battaglia non è che ci fosse una frequenza, ci conoscevamo, io sapevo chi fosse lui sapeva chi era io, ci incontravamo, ciao, niente di più, niente di particolare. E in che epoca l'ha conosciuto il Santo Battaglia? L'ho conosciuto non mi ricordo di preciso, comunque lo conosco. E cosa sapeva esattamente del Santo Battaglia? Sapeva se appartenesse a organizzazioni malavitose? È il responsabile di Santa Paola, uno dei responsabili. Sapeva responsabile di cosa? Responsabile del gruppo, responsabile di, come si suol dire? Sì, responsabile di gruppo. Lei sa quale gruppo dirigesse il Santo Battaglia? Il villaggio. Zona villaggio, Zona villaggio quale sarebbe? Villaggio Sant'Agata. Zona villaggio Sant'Agata, in quelle zone là. C'aveva anche un lavaggio dove ce l'ha i bulghi nel rifornimento, qualcosa del genere. E lei quando l'ha incontrato ricorda in che zona l'ha incontrato? No, ci incontravamo per strada. Ecco.
Cioè non c'è mai stata occasione che Santo Battaglia fosse, diciamo, presente quando ci siamo incontrati con queste persone, quando io mi sono incontrato con queste persone. Non c'è mai stata un'occasione. E del fratello sapeva qualche altra cosa lei? Sa se No, il fratello niente appartenesse o meno a organizzazioni malavitose? Sì, si parlava di Santo Battaglia, di suo fratello, ma niente di più. Cioè che fosse parte integrante al gruppo, diciamo, del suo fratello in genere. Sì, questo sì, ma non niente di più. Cioè come fatti specifici no. E questo da chi lo sapeva? Si vociferava, da chi lo sapeva? No, poi fra l'altro erano amici Santo Battaglia con Mario Buda, uno che era, diciamo, nel mio gruppo. Perché Mario Buda li conosceva tutti bene. Lei ha parlato di Santo Battaglia come responsabile di un gruppo. Lei sa se il clan Santa Paola fosse suddiviso anche in altri gruppi? O conosce altri responsabili di gruppi appartenenti al clan Santa Paola? Cioè il clan Santa Paola in genere c'è tutto, però è anche vero che c'è, diciamo, il cosiddetto Mappassotto, che diciamo alla base potrebbe essere integrante e attinente a Santa Paola, però diciamo che potrebbe anche avere una sua autonomia. Lei Cioè, però sempre un'attenzione, un'autonomia relativa, perché nelle cose importanti le prendevano insieme, questo è fuori di dubbio. Sì, se non c'era il beneplacito del signor Santa Paola mi pare che non si facesse nulla, questo è sicuro. Senta Ferone, lei ha parlato del gruppo del villaggio, detto così, villaggio Sant'Agata, con riferimento al Santo Battaglia. Lei conosce se in altre zone di Catania vi fossero altri gruppi appartenenti o inseriti nel clan Santa Paola? Diciamo che in pratica per ogni quartiere Santa Paola aveva, come dire, un cosiddetto responsabile. E lei ricorda o conosce i responsabili di qualcuno di questi quartieri? La gran parte, certo. E se li può indicare? Cioè, come per esempio su Montepo, Natale di Raimondo, Villaggio Sant'Agata, Santo Battaglia e anche Icatina, Mascali, Picanello, Carletto Campanella, Ognina, Marcello d'Agata. Fra l'altro Marcello d'Agata è uno dei più responsabili, molto ma molto considerato. E questo come lo sa? Perché lo capivo da sfumature psicologiche che ciò che diceva Marcello d'Agata tutti si accodavano. E poi fra l'altro è intelligente. Complimenti. Lei ha conosciuto persone che di cognome fanno Boninelli inserite in organizzazioni malavitose? Come? Boninelli. No, come cognome non mi dicono niente. Bosco Mario l'ha conosciuto? Tosto Mario? Bosco. Bosco con la B? Sì. No, non mi dice niente. Bosco. Senta, lei sa se qualche parente del Campanella fosse inserito in organizzazioni malavitose? Guardi che a me risulti personalmente no.
c'era un suo cugino che era lì a Bicocca. Suo cugino come si chiama, lo sa? Si chiama Campanella anche, ma non lo sto ricordando ora il nome. E questo cugino che lei ha conosciuto a Bicocca ha avuto modo di conoscerlo all'esterno? Cioè No, completamente no. Nemmeno sapevo l'esistenza di questo cugino, fra l'altro. L'ho conosciuto lì a Bicocca. Ha parlato più volte di Campanella Calogero. Sì? Può ricordare episodi specifici di cui si sia reso responsabile il Campanella Calogero? Innanzitutto se si tratta di episodi che lei conosce direttamente o di episodi appresi, diciamo, da altri. Sono, diciamo, episodi. Cioè, lei sa che tipo di reati abbia commesso il Campanella Calogero? L'ha indicato, l'ha citato in occasione della fornitura di stupefacenti. Dunque, nel 1973 in Piazza Europa c'è stato un omicidio. Io ero fermo a semaforo scendendo per andare verso Piazza Europa e nella corsia parallela che saliva Corso Italia si ferma una 500 e spara in direzione dove ci stanno i portici. Mi trovo a guardare e vedo uno che cade a terra, la 500 che scappa, al bordo della 500 c'era Calogero Campanella e ha sparato Calogero Campanella. Mi pare che si chiamasse Il morto in Pellizzoni, qualcosa del genere. Lei sa se Questo l'ho visto io a Calogero Campanella. Lei sa se il Campanella si sia reso responsabile di altri omicidi? Lei mi ha detto sì, di quelli che io so come diretta persona su questi. Poi per quanto riguarda altri fatti, Di altri fatti appresi da altri e nel caso da chi li ha presi? voci, diciamo, di popolo, voci generali, che qua è stato Campanella, qua è stato quello, ma niente di particolare. Lei sa se il Campanella si sia reso responsabile di altri fatti diversi da fatti omicidiari, da omicidi? Rapine, estorsioni? Se li conosce direttamente, chiaramente. Ricorda lei l'ultima volta in cui ha avuto modo di incontrare il Campanella in stato di libertà? Quando io ero latitante, Se può quando è venuto a ribadire- trovarmi, Se può ribadire l'anno? nel 91. E per quell'episodio di cui ha già detto, Sì, cioè quello dell'acquisto relativo al bar Sì. de Paris? sì. Cioè l'ultima volta che ho visto il Campanella da libero. Poi ci siamo rivisti quando lui è stato arrestato in Piazza Lanza. Andando indietro nel tempo rispetto a quel periodo, lei può ribadire o elencare delle occasioni in cui ebbe ad incontrare il Campanella per la trattazione di affari illeciti o comunque di fatti relativi alle organizzazioni? Se chiaramente l'ha incontrato altre volte, indietro nel tempo. Nell'88-89, insieme ai Lautani a casa di Claudio Di Mauro, quando abbiamo stabilito la regola di condotta, quando abbiamo anche cambiato i nomi di riconoscimento quando si faceva un'estorsione. E cioè vuole specificare alla Corte di cosa si tratta? Cioè, per esempio, che se si rispondeva al chinotto eravamo noi che prendevamo il telefono, ci dicevamo per esempio qui soldi non ce ne abbiamo, al limite possiamo offrire un chinotto, e già chi telefonava capiva che eravamo noi, e loro erano il caffè e quello l'aperitivo, e già si sapeva.
L'aperitivo chi era? Quale Cappello. gruppo era? Cappello. E mentre prima quali altre parole si utilizzavano? No, prima c'era non so il vino, altre parole analoghe, poi essendo che in un certo modo si erano appropriati anche i commercianti, poi erano mai più diciamo spubblicate, periodicamente si cambiavano in genere queste diciamo parole d'ordine. Lei ha conosciuto mai un certo Campione Andrea? Un certo zio Andrea l'ha mai conosciuto? Un certo? Zio Andrea? No. Magari non mi sovviene il Sanci. Lei ha conosciuto un certo Cannizzaro Rosario? Non mi ricordo. Un certo Caruso Antonino l'ha mai conosciuto? Caruso Carmelo, Caruso Gaetano? Dottore, come Caruso non mi sono nuovi questi nomi. Ma non sa nulla di particolare. Come cognome no. Un certo Giuseppe Caudullo l'ha mai conosciuto? Giuseppe? Caudullo. No, anche questo non è il mio nome nuovo. Lei ha conosciuto mai un certo Cesarotti Francesco, un certo Cesarotti Giuseppe? No, di persona, ma ne ho sentito parlare che erano persone vicino al clan Santa Paola. Ne ha sentito parlare da chi e in che senso? Un po', se ne parlava un po'. Un po' fra chi? Se Beh, può fra magari noi indicare stessi, la quando, sua fonte. fra noi stessi, nel senso, fra noi quando si parlava, ma allora Cristo come è nato, ma conosce Cristo? Mi pare che erano dei autotrasportatori, se non ricordo male. E sa dove avessero la sede della ditta? Se non ricordo sempre male, fermo restando, se non ricordo male, all'interno del porto, se non ricordo male, ad ogni modo. Se facessero degli autotrasportatori di collettame, di preciso non so essere preciso in merito. Lei ha conosciuto mai un certo Coco Carmelo? No, Un certo Cocuzza Antonino o un Cocuzza Nunzio l'ha conosciuto? no, Colaianni Michele? no, Comis Giovanni? il nome, niente di più. Non lo conosco ad ogni modo. Ha detto di conoscere Comis Giovanni, non mi sono distratto un attimino. No, detto no. No, ho detto mi sono distratto un attimino. Solo di nome, di persona no. E che cosa sa del Comis Giovanni? Era Che cosa ha sentito? Che era uno vicino di Santa Paola, un amico di Santa Paola, uno E da con chi Santa l'ha Paola. preso? Lì, all'interno di noi stessi si parlava un po', diciamo, quando c'è un nome che in un certo modo gira, poi uno cerca di capire, di sapere. Vicino ai Chiddi, amico di Chiddi. Cioè magari sono nomi che fra miliardi di nomi e poi mi sfuggono, è normale, se non ci sono fatti specifici. Lei ha conosciuto un tale Crisafulli Francesco? Un certo Cacazza l'ha conosciuto mai? Di nome? Cioè con il soprannome?
No, di nome, l'ho conosciuto diciamo di soprannome, sì, come soprannome. Non lo conosco in pratica, lei ha il sentito nome parlare so. di una persona con Franco soprannome? Cacazza, sì, ma non niente di più. E che cosa sapeva del Franco Cacazza? Se non ricordo male, non faccio confusione, dovrebbe essere un parente di Salvatore Tucci. E sa se il Franco appartenesse ad organizzazioni malavitose? Era il cugino di Salvatore Tucci, se non faccio confusione, che appartenesse Non lo sa. Cristaldi Salvatore l'ha conosciuto? fisicamente no, Cosa sa di Cristaldi Salvatore? che era uno dei responsabili di Santa Paola, insieme a fratello Venerando. E questo come lo sa? Io nel 1994, in piazza Duca di Camastra, ho rilevato un club. Come si chiamava? Il club? Sì. Non ho avuto nemmeno il tempo di mettere la sigla, perché è arrivato un nipote di Salvatore Cristaldi, un certo Franco, nemmeno so chi fosse. Un certo Franco, non so nemmeno chi fosse. C'era mio figlio all'interno che aveva accompagnato sul posto la sarta che stava facendo dei tentaggi, aveva accorciato dei tentaggi. A lei ha detto di chiudere. Mio figlio dice: ma senti, guarda, io ora lo faccio dire a mio papà. Dice: ma chi sei tu? Dice: sono il figlio di Tizio. Ah, dici sì, dice: a me dici mi ci hanno mandato, diglielo a tuo papà che poi si rivolge con chi sa lui. E ci ho mandato mio padre con un biglietto di invitarla a venire. L'ha mandato dove? Là dove loro sta a Picanello, dove loro hanno un biliardo. Ah, i Cristaldi. Sì, gestiscono là un biliardo con un biglietto chiuso in una busta. Li invitai a venire a loro per discutere questa cosa, e che non sono venuti e che insistivano di andarci io, sapendo che il Cristaldi è diciamo uno che ha simpatizzato sempre per i lautani. Mi ha fatto puzza di trappola e non ci sono andato, come la stessa puzza avvertì nel 92 quando ebbe un invito di Santo Mazzei ad un incontro. E come mai ricevette questo invito del Mazzei? Non lo so, poi l'ho incontrato, Cioè come scaturì l'occasione? voleva incontrarmi, poi l'ho incontrato durante una traduzione da qui al tribunale di Catania e gliel'ho chiesto. Mi ha detto che era semplicemente perché dovevo dire alla moglie di Emilio di parlare di meno, perché dici che parlavano troppo. Emilio chi? Emilio Comes, che perché parlavano troppo per la morte di Michele Vinci Guerra e che lui era innocente. Cioè, in un momento un po' particolare tu chiedi un appuntamento a me per dirmi questa cosa così labile, così insignificante. Potevi mandarla a dire magari a Cubarruzza. E poi oltretutto è che non viene proprio a Barruzza, a casa di mia madre e di mio padre, e diciamo lo hanno visto crescere, lo hanno visto nascere, ci poteva andare benissimo. No, guarda caso vengono due persone estranei da mio padre alla pescheria, l'appuntamento attraverso di loro, troppe sfumature psicologici che non mi tornavano. Allora ho capito che c'era un inganno, attraverso anche Angelo Castorina che non si fidava tanto. Ho detto: non ti preoccupare, ci andiamo, però facciamo i mezzi che verrà lui da noi. Dice: come facciamo? Non ti preoccupare, lui ci prospetta che è latitante, va bene.
Se ha interesse, visto che è lui che ci sta chiedendo l'incontro, se ha interesse, lo portiamo appunto che sarà lui a venire. Allora, quando è venuto Angelo Privitera, Angelo Scirocco, le fece sapere che era venuta la polizia e ci siamo dovuti spostare. Ho cercato, mi riporto a quel discorso di Franco, del Mazzei. No, per capirci, stiamo Del Mazzei adesso. Sì, il Mazzei, il discorso è al Mazzei, che poi mi riporto anche a Cristaldi. La filosofia, diciamo, che è continuata sempre su questa linea, tentando sempre in un certo qual modo di arrivare a me per ammazzarmi, per fare questo favore ai lautani. A me stava benissimo, sta benissimo, anche oggi riusciranno ad ammazzarmi, complimenti, siete stati bravi, ma vi dovevate dissociare immediatamente quando è successo il fatto di mio padre e di mio figlio. Quelle cose non si fanno. Comunque ritorniamo un po' al discorso. Allora, dicevamo dei Cristaldi. Ha indicato quell'episodio. Lei conosce i fatti illeciti di cui... No, e allora succede che non vengono. A quel punto io capisco che c'è sotto qualcosa che non fa e blocco questo discorso del club, non lo porto più avanti, l'ho chiuso là. Dopo nemmeno una settimana vengo arrestato, il che riprendo nuovamente questo discorso con Marcello In che anno D'Agata. siamo? 94. 94. Novembre 94, il che riprendo questo discorso nuovamente con Marcello D'Agata. Il Marcello D'Agata insisteva: ma tu ci dovevi andare da Cristaldi. Ho detto: ma io non lo conosco, perché ci devo andare? E poi tu ti dovevi aprire per forza il club in piazza Duca di Camastra a Picanello. Ho detto: ma perché oggi ci sono anche le zone? Io ho rilevato questo club, l'ho comprato, l'ho pagato e sto facendo un'attività. Allora, se vedete un domani ad aprire in piazza Bovio, che cosa dovrei dirvi? Chiudete, cos'è che non ho fatto con Marco Dell'Enia, che ha aperto il biliardo in piazza Bovio accanto a quello di Matteo Marco Marino? come? Marco Dell'Enia, dell'Enea, uno che gestiva questi, diciamo, circoli di videopoker, videogames. Ho detto: comunque poi quando sarò fuori questi discorsi li riprendiamo. Cioè, questo qui per quanto riguarda, diciamo, i fratelli Venerando. In più c'è un altro particolare. Fratelli Venerando, solo Venerando questo episodio? I fratelli Salvatore e Venerando, tutti Cristaldi. Tutte e due? Sì. E conosce qualche altro episodio relativo ai fratelli Cristaldi? Chiaramente. No, nell'estate dell'80 c'era anche in quell'occasione Venerando Cristaldi, Gaetano Lautani. Estate dell'80 quale episodio sta facendo? C'è stato uno sbarco di sigarette, c'era anche Carletto Campanella. Allora a quel punto a Fioferlito, vedendoli arrivare, dice a Gaetano Lautani: ammazzamele ora. Gaetano Lautani non ha voluto in quella circostanza. C'è stato uno sbarco di sigarette e c'era anche presente Cristaldi. Poi c'è stato un particolare all'interno del carcere, una lite tra Fioferlito e Cristaldi, ma di cui me l'hanno raccontata questa perché ero in altro carcere. E in che anno sarebbe verificata questa? 82. Ma prima che ci fosse questa lite tra Venerando e
Affio Ferlito, perché poi è stata più che altro una lite verbale, mentre che precedentemente a questa lite è stata preceduta, appena è stato arrestato Venerando in la carcerazione, ebbe modo di avere un alterco lui e Salvatore Palermo, ricordo se nell'81 mi pare, il che ha parlato con un tono dispregiativo nei confronti di Affio Ferlito, Venerando. E allora a quel punto Salvatore Palermo le ha dato l'ordine a Giuseppe Sciuto, detto Digna, Orazio Nicolosi, Lorenzo Spambinato, di darle delle botte a Venerando. Le hanno dato delle botte a Venerando. Cioè, questo è uno dei fatti a cui posso riferire. Conosce altri episodi? Poi attento alla vita di Mimmo Salaro, Domenico Lofaro. Chi? Venerando, il che Domenico Lofaro ha risposto e hanno avuto un conflitto a fuoco tra Venerando e altre persone, che il mimmoso Domenico Salaro mi ha detto che di Venerando, parlava di Venerando. E in che anno si è verificato questo episodio? Io credo nell'81, qualcosa del genere. E questo Salaro è la stessa persona a cui ha fatto riferimento poc'anzi? No, Domenico Lofaro, di cui si trovava in galera anche con me nella carcerazione 81-82. Lei ha conosciuto un certo Cusimano Maurizio? Una persona che si chiama Maurizio Beddo, l'ha conosciuto? Maurizio Beddo? Sì. No. Lei ha conosciuto un certo Cudispoto Edoardo? No. Senta, lei ha conosciuto un certo Claudio Samperi? Di nome? E cosa sapeva del Samperi? Che era uno dei responsabili del gruppo Mappassò di Santa Paola e che era uno che gestiva anche le bische loro. Lei sa quali fossero le bische gestite dal Samperi? La verità, le bische, quando si fa un tipo di gioco, per esempio lo sciamino, si può avere anche un punto di riferimento in qualsiasi punto, in un qualsiasi club, così. Poi si sposta in vari appartamenti. Cioè, serve solo come punto di riferimento, a meno che non sia la cosiddetta zicchinetta, e allora si fa là. Senta, lei poc'anzi ha menzionato un Marco di Legno o qualcosa del genere, quello del Sì. biliardo. Sì. Sa se lo stesso appartenesse a qualche organizzazione malavitosa? Io sapevo che i biliardi che gestiva questo Marco Dell'Enia erano di Santa Paola. Per quanto riguarda D'Agata Marcello, oltre quello di cui ha già detto, lei sa qualcos'altro con riferimento a fatti specifici di cui si sarebbe reso responsabile il D'Agata? .
No, specificatamente, infatti, oltre a quelle diciamo che ho narrate, Lei sa se il D'Agata soprattutto in questo momento, dica. si è mai reso responsabile di omicidi? Guardi, Per quello che è a sua conoscenza, però. Quindi. l'etichetta di santo non gliela do, però nemmeno le posso dire che ha ucciso a quello o a quell'altro. Cioè, Quando è stata l'ultima volta che ha incontrato il D'Agata in stato di libertà? mi pare che sia stato proprio in quell'occasione là, Quale? proprio quello che ho raccontato là dell'architetto Leone. Dell'architetto. Anche perché appunto poi io dissi a Aldo, guarda, io voglio parlare con te, cioè, quando ci siamo visti abbiamo parlato con lui, con Aldo, anche durante la mia latitanza, Lei cioè perché ho visto che era diventato un po' arrogante. Io conoscevo un bravo ragazzo dietro il bancone che vendeva i pasticcini, invece poi ho visto che man mano è diventato un po' arrogante. Allora ho detto Aldo, fammi un favore, parliamo noi, lascia perdere, proprio a causa diciamo di quel comportamento poco simpatico che aveva avuto nella risposta della storia di sua figlia. Essendo che poi però ho capito che lo stesso Aldo forse non lo so, derivato da Palermo, era un po' limitato rispetto nei confronti di Marcello D'Agata. cosa ha detto? Era un poco? Limitato, contenuto, non si esprimeva. Se qualcosa diciamo era di competenza di Marcello D'Agata e lui si riservava sempre, non dava giudizi. Ma chi, Aldo? Aldo sì. Senta, lei ha conosciuto un tale De Luca Carmelo? No, aspetta, De Luca Carmelo non mi dice niente come nome. Lei ha conosciuto un certo De Emanuele Natale? Sì, L'ha conosciuto personalmente? sì. In che periodo l'ha conosciuto? L'ho conosciuto diciamo da sempre come persona, come lui conosce me da sempre come persona, credo minimo 20 anni. Nel tempo questo rapporto di conoscenza? Di conoscenza, no? All'infuori di qualche diciamo singola circostanza che si è trovato anche lui presente, è venuto anche lui a trovarmi. Ascolti, in che anno l'ha conosciuto più o meno, se lo ricorda? Attorno agli anni 70. Inizi, metà o Inizi, anni 70, cioè 73, 2, 4 più o meno là. Può dire se il De Emanuele appartenesse a organizzazioni malavitose? È mafioso. Cosa vuol dire? Come che vuol dire? È mafioso. Natale vabbè, De Emanuele è però mafioso, io è devo fare risaputo. le Sì, domande. sì. Cioè, un giorno ci troviamo. Se puoi interrompere un attimino. Ma un poco di energie non per gli altri processi, ma per questo processo, soprattutto visto che c'è domani, ce li riserviamo, no? Presidente, le chiedo la sospensione di un'ora di questa udienza. Un'ora di sospensione. Con la stessa sensibilità con quella 18 di sospeso, cogliendo la stanchezza del collaborante. Si riservi agli avvocati la stessa sensibilità. Ci sospende per un'ora l'udienza. Mi scusi, avvocato. condizione di poterci riprendere Avvocato, mi scusi, avvocato, ma che l'abbiano raccolta alla corte la mia stanchezza? Mi scusi. Seguire il dibattimento in questi termini non è proficuo, dico, per il lavoro che si deve svolgere. Signor Presidente, io le segnalo un problema di carattere fisico, cioè, salvo che non lo so, si debba svenire qui in aula e chiedere poi l'intervento di qualche medico, ma non siamo in condizione di seguire. Presidente, peraltro c'è il problema che domani c'è un'altra udienza con 2 collaboranti e sinceramente credo che tutti dovremmo, due, Scalia e Viola. Dobbiamo anche prepararci un po' con le carte per domani, Presidente. Io capisco l'esigenza di celerità di andare avanti, ma dico, il problema fisico a cui accenna il collega è un problema reale, ma c'è il problema di preparare domani questo processo.
siamo ancora alla lettera C, credo che sia impossibile veramente, a meno che non decidiamo tutti. Avvocato Cattaneo, non mi prenda in contropiede. No, per carità, Presidente. Lei sa benissimo che sta dicendo qualche cosa che è così ad effetto, ma la realtà è diversa. E cioè che è stato stabilito un programma molto per tempo, che c'è stata una settimana di sospensione contro la nostra volontà e queste cose io le posso ribattere, per cui che stiamo a fare questi discorsi? Tanto per parlare. Ma no, Presidente, glielo giuro, però, se lei la legge così... E poi mi venga a parlare di limiti fisici un gigante come l'avvocato Antille, allora un vecchietto come me cosa dovrebbe dire? Abbia pazienza. Lei non è un vecchietto, ma noi ci preoccupiamo anche di lei, Presidente. Dico tanto per fare così. Anche di lei ci preoccupiamo, Presidente. Grazie. Presidente, le chiedo scusa. Andiamo avanti. Presidente, le chiedo scusa, io devo allontanarmi. Nomino sostituto processuale l'avvocato Orazio Pulisano. Grazie. La ringrazio. Andiamo avanti. Madonna, non ha resistenza minore. Cioè. Si sta parlando, magari fra 15 minuti, 20 minuti dobbiamo finire lo stesso, quindi perché facciamoli proficuamente questi 20 minuti? No, ma questo appunto, io è stato dato un orario più o meno, cerchiamo di rispettarlo. Questi discorsi vanno benissimo per rompere un po' la monotonia dell'udienza. No, Presidente, se sono 20 minuti io mi sento un leone, se proseguiamo per altri 20 minuti... Non sono discorsi fondati nella realtà. Giuro che mi sento un leone, se il prosegue per altri 20 minuti mi sento una forza leonina. Avanti. Avevamo detto 9:30. Andiamo avanti. 10 meno 20. Allora, stiamo parlando di Emanuele, ha detto che era un mafioso. A quale organizzazione apparteneva il Emanuele? Santa Paola. E il fatto che lei abbia specificato l'abbia indicato come un mafioso, vuol dire qualcosa di particolare? Un giorno, siamo più o meno nell'88, più o meno credo, sul finire. Voce non sento affatto. Siamo sul finire dell'anno 88, credo ottobre-novembre, primi 89. Natale De Emanuele, insieme ad Aldo Ercolano, è un palermitano, pare che fosse un architetto, qualcosa del genere, edile. Erano interessati. Un architetto, un geometra, non so, era una persona che operava sul campo dell'edilizia. Il nome lo conosce? No. Era interessato insieme ad Attilio Cappellani in un complesso che hanno fatto nella zona di Palermo e che questa persona voleva, delle compense. Sapendo loro il rapporto di amicizia che c'era tra Cappellani e Nunzio Cavallaro. Cappellani chi è? Attilio Cappellani. E di cosa si occupa? Vende elettrodomestici. È abbastanza noto a Catania, Asci Company. Allora, facciamo un incontro proprio negli uffici di Asci Company di Attilio Cappellani. Dove erano gli uffici? Erano per andare a Mister Bianco, passato Montepo sulla destra per andare a Mister Bianco, non so come si chiama questa via là. E allora si è parlato un po' di questa situazione, cosa che poi alla fine è venuto fuori che Attilio Cappellani praticamente non doveva dare nulla a questo signore qua, in quanto le compense le aveva dato, mi ricordo vagamente così questo discorso, allo zio di questa persona qua, e che proprio ci diceva Natale che erano persone, amici suoi, che l'avevano invitato per interessarsi a questa cosa, gente di Palermo. Le avevano pregato di interessarsi per vedere un po' questa cosa.
Pagava qualcuno questo Cappellani? Giusto per... No, era amico con uno zio Cavallaro. Quindi era amico vostro? Sì. E allora? Cioè, un fatto sto rammentando. Sì. Cioè, come dirle. Poi c'è stato un altro fatto su Roma, che un certo Ascania, mi pare che si chiamasse Ascania, commercialista, un finto commercialista, comunque. Era di Roma? No, è di Catania, un certo Ascania. Hanno costituito una società su Roma di elettrodomestici. Una società con chi? Con gente di là di Roma, e facevano delle truffe di elettrodomestici. Il che il Natale Emanuele insieme con Aldo e Colano si sono presentati da me, essendo che il figlio Giuseppe Ascania, che c'ha il negozio in via Sant'Euplio, in quell'epoca aveva, ora non lo so se ce l'ha ancora, ma mi pare che non ce l'ha più. E quale negozio era? Quello dopo il Metropolitan, il cinema Metropolitan. Di cosa si occupava? Elettrodomestici, il figlio Giuseppe Ascania. Essendo che questo negozio dava lo stipendio a Claudio Di Mauro, stipendio tra virgolette, loro, per cercare di capire a chi fosse vicino questa persona, hanno fatto la cosiddetta telefonata, come disse prima. Ce l'hanno fatto sapere quei ragazzi rimasti, diciamo, del gruppo di Claudio, che poi le avevamo assorbite noi, asciutto con i lautani. Abbiamo dato la nostra parola d'ordine. Era una finta estorsione, più che altro volevano capire più o meno di chi potevano essere amici. Allora un giorno vedo arrivare, siamo sul finire del 90, l'anno 90, inizi 92, finire il 90, Aldo e Colano con Natale Emanuele. Dove? Nel mio negozio, in via Francesco Crispi. Il che mi mettono a conoscenza che questo dottor Ascania si facesse chiamare. Stavano commettendo questa truffa su Roma e che avevano in un certo commodo, mi dicevano, importunato amici nostri, e ho detto: chiama a fare, che cosa vuoi? Dobbiamo stringere, ci dobbiamo fare dare qualcosa. Dice: facciamoci dare qualcosa. Va bene. Allora nella fattispecie siamo arrivati al punto di dire al questo dottore Ascania, che è venuto poi anche lui, li ho fatto incontrare con Aldo, con Natale Emanuele, che dovevano darci una quota di questa truffa che stavano facendo su Roma. Il che lui ci ha risposto è che lui non poteva chiedere soldi a quelle persone che queste cose non li capivano e non li sapevano. Dice: io posso darvi, una quota di quella mia. Il che così ha fatto e ci ha portato 25 milioni di quota. Questi 25 milioni su questa truffa che hanno fatto a Roma li abbiamo divisi metà, 12 milioni e mezzo noi e 12 milioni e mezzo Aldo e Colano. E che da tutto questo, diciamo, contesto, in tutte le varie fasi, c'era presente magari Emanuele. Ricorda altri episodi relativi al Emanuele oltre a quelli indicati? Anzi, ce ne saranno diversi magari, perché in diverse circostanze il Natale Emanuele era presente. Addirittura una volta ricordo magari che ci andai là, dove via Castello Orsino, là dove c'ha lui l'ufficio
vende la pompa, tabuti, gioco, chi viene? E quando aveva necessità di incontrare il De Emanuele si recava sempre presso quegli uffici? Ma io sinceramente non avevo quasi mai necessità di incontrare il De Emanuele, perché mi incontravo più che altro con Aldo Ercolano, cioè, per cui magari qualche volta è venuto, tante volte è venuto insieme a Aldo Ercolano, qualche volta ci siamo incontrati anche dei Lautani, qualcosa del genere, così vagamente ricordo che in diverse circostanze c'era. Lei sa che ruolo ricoprisse il De Emanuele all'interno dell'organizzazione? Diciamo che si interessava più che altro di tutte le affacciate più pulite. Cioè? Sulle organizzazioni, come le ho detto prima, avete queste situazioni, queste mezze truffe, queste magari, non so, all'interno se c'era qualche cooperativa, qualcosa del genere, queste cose mezze pulite che si fanno, sono diciamo al limite tra l'illecito e l'illecito, ma che portano grossi contributi. Lei sa se si sia mai attentato alla vita del De Emanuele? Sì, è stata attentata nell'82, se non ricordo male, 81-82. Lei ne sa il motivo? C'era in corso una faida Quale faida, se lo può ricordare? con Salvatore Pillera. E come mai sa chi decise di attentare alla vita del De Emanuele? I responsabili di allora, Cioè? Michele Vinciquera. E la motivazione era semplicemente... Nel contesto faidoso, un grosso esponente del nucleo di Santa Paola, che aveva agganci, rapporti a Palermo, amicizie, un po' tutto, attivava 24 ore su 24. Lei sa dove è avvenuto l'attentato al De Emanuele? No, sinceramente no. Ho saputo che ha subito un attentato, ma non più di tanto. Ha mai conosciuto un certo Di Bella Gaetano? Un certo Di Bella Marco l'ha mai conosciuto? Di Bella Marco? Sì. No. Un certo Di Fazio Umberto l'ha conosciuto? Di Fazio Umberto come di persona no, non l'ho conosciuto, non lo conosco di persona, però diciamo che so qualcosa in merito alla sua persona. E cosa sa? Cioè me ne parlava tanto Francesco Castorina, e che mi diceva che Mario Platania, Più forte Ferroni. volete sapere come parlava Mario Platania, Franco Castorina, Bernardo Platania, loro me ne parlavano, che era uno molto ma molto riservato, anzi addirittura sapevo che era un ragazzo che giocava a pallone, si distingueva, non frequentava malavita, uno praticamente solo in poi che all'inizio soprattutto lo sapevano, all'inizio era uno molto molto riservato, andava a scuole anche. Le persone che lei ha indicato, che le avevano parlato di Fazio Umberto, appartenevano a qualche gruppo malavitoso? Signor Presidente, c'è opposizione a questa domanda. Si tratta di persone che non sono imputate in questo processo. Ma le hanno ammazzato il fratello a Umberto? No, scusi, no. Dico, pubblico ministero chiede di sapere se quelle persone appartenessero ad un'organizzazione, ma non sono imputate in questo processo. Per questi fatti c'è un autonomo giudizio in corso in questo momento. Va bene. Era giusto per comprendere la fonte della notizia, capito? Appunto, io il motivo dell'opposizione non ho capito. Avvocato. Presidente, la fonte sarà individuata dal collaborante, il quale ha detto queste notizie mi hanno riferito Tizio Ferrari e Martinez Sembroni. Non sono imputati in questo giudizio, questo volevo segnalare alla Corte.
potrebbero essere in altro giudizio imputate per fatti diversi. Siccome non rileva, perché non attiene al tema probante, quando chiarita la fonte, argomento chiuso, la notizia gli è stata data da quelle persone. A questo punto credo che avvocato, se dobbiamo fare interventi dilatori non scusi. Ha indicato persone, le fonti le ha indicate? Sì. Nominativamente? Le ha indicate nominativamente, signor Presidente. E ho chiesto chi fossero queste persone, Presidente. No, è stato chiesto se facessero parte di altre organizzazioni. Non, è stato chiesto se facessero parte di altre organizzazioni. Sono state però indicate, adesso la fonte è stata chiarita. Può rispondere. Posso andare avanti? Sì, sulla stessa linea? Se vuole ripetere la domanda, il pubblico ministero può rispondere. Lei ha indicato delle persone che le avevano parlato dell'Umberto Di Fazio. Le chiedevo, queste persone chi erano? Erano inserite in gruppi malavitosi per comprendere la natura della fonte stessa? Sì. E quale? Oggi sono, diciamo, con Puglisi Antonino, Casa Vasta, il che avevano paura. Franco Castorini invece è Biagio Asciuto, altra cosa, il che avevano paura di questo Umberto Di Fazio e che non appena ci sarebbe stata la prima occasione dovevano, diciamo, in un certo modo ammazzarlo perché era uno molto ma molto pericoloso. Chiedo scusa, in che periodo le fu fatto questo discorso sull'Umberto Di Fazio? Io sto parlando verso il 90, più o meno così. Prego, può continuare. Io ho sentito parlare praticamente di Umberto Di Fazio proprio da loro, in quanto anche loro sono del quartiere San Giorgio. E il Di Fazio era del quartiere San Giorgio? Sì. Senti una cosa, lei ha detto che era uno riservato, ha utilizzato questo termine. Sì. Può specificare alla Corte cosa intendeva dire con... Cioè, era un ragazzo che all'origine, per quello che sempre ho saputo, è stato avvicinato da Turi Caratè, Salvatore Bruno. Però l'ha tenuto in disparte, non l'ha fatto frequentare, diciamo, con altre gente del gruppo. Lo sapevano solo chi lo doveva sapere, che questo ragazzo era avvicinato, che era a disposizione per tutto ciò che era necessario e che è stato usato per lungo tempo per fare, diciamo, le cose più, come dire, strette, che non le doveva sapere la massa della cosiddetta squadra. Cioè, uno di questi, in pratica. Senta, e lei ha saputo di fatti delittuosi di cui si sarebbe reso responsabile Di Fazio? No, loro addebitavano, quelli che me l'hanno raccontato a me, non tanto materialmente un ferimento a Mario Platania, ma quando la pressione che faceva Di Fazio, un ragazzo, non ricordo se si chiama Di Mauro, Romeo, Di Mauro mi pare, non ricordo, per sparare a Mario Platania, che fra l'altro l'ha fatto questo ragazzo. Addebitavano loro, diciamo, la colpa a lui, perché dicevano, io dicevo, ma come mai vi ha voluto sparare? Perché sto ragazzo che ha sparato a Mario Platania nell'85 mi pare, nel 1985, durante la strage di via dell'Ires, le era morto un fratello. A chi? A questo ragazzo, non mi ricordo se si chiama Di Mauro o Romeo, un ragazzo che è morto nella strage, ma mi pare Di Mauro, se non faccio confusione. Il che questo ragazzo ha tentato la vita a Mario Platania nell'85. Appunto, come stavo a dire, loro addebitavano più che altro anche un po' questa cosa, diciamo, a questo Di Fazio, e che era molto vicino a Turi Caratè e che era pericoloso. Nell'86, 87 mi pare 87 se non faccio, è scoppiata una faida tra Salvatore Cappello
e i cursori. E in questa circostanza loro se ne sono approfittati, Bernardo Platania e Giuseppe Catalano, e hanno ammazzato il fratello di Di Fazio. Lo hanno rilevato mentre che stava andando nella fidanzata o all'uscita della fidanzata, e hanno ammazzato il fratello di Di Fazio, pensando che fosse inizialmente Di Fazio, però a quel punto lo hanno ammazzato lo stesso, di cui avevano sempre loro questo pallino di Di Fazio da ammazzarlo, perché un Meppi avevano, diciamo, commesso questo. E questi fatti dell'87 e dell'85 li ha presi successivamente poi, no? No, era il timore che aveva Bernardo Platania, in particolar modo Di Fazio, e che me lo diceva, e che addirittura mi diceva anche che doveva ammazzare Giuseppe Catalano, se si pentiva poteva portare avanti anche questa cosa. Senta, lei ha mai conosciuto un certo Francesco Di Grazia? Una persona soprannominata Usfascio, l'ha conosciuta? Franco Spascio di Montepo, braccio destro, diciamo, operante, si diceva, braccio armato di Natale di Raimondo. Lei l'ha conosciuto personalmente? No. Gliene ha parlato qualcuno? Sì, se ne parlava, che era, diciamo, uno che è attivo, soprattutto un componente del gruppo di fuoco di Natale di Raimondo. Lei conosce qualche episodio particolare di cui si sarebbe reso responsabile Franco Sfascio? No. Lei ha mai conosciuto un certo Aldo Di Paola? Sì. L'ha conosciuto personalmente? Sì. Può dire in che epoca e in che occasione? Era un ragazzo che frequentava via D'Amico, Piazza Boio, Viale Libertà, in quelle zone là. Anche se non avevo tanta amicizia lo conoscevo, non avevo direttamente amicizia, lo conoscevo, ci conoscevamo di vista, perché praticamente era del mio quartiere. Poi è stato imputato lui per un'estorsione insieme con Domenico Zuccaro. E senta, lei sa se appartenesse a organizzazioni malavitose? Santa Paola. E oltre l'episodio ricordato dell'estorsione di cui... Anzi, c'è un particolare su Aldo su Di Paola, che durante una pacifica protesta mi pare che sia del 91 a carcere di Piazza Lanza, ci recammo dal direttore, dal maresciallo, io, lui e Rocco Ferrara. E chi? Rocco, il cugino del cappello, Spinnacaddidri, mi pare che si chiami Ferrara. E siamo andati, diciamo, a colloquiare con il direttore maresciallo a causa delle restrizioni che c'erano in quell'epoca. E conosce qualche altro episodio relativo all'Aldo Di Paola? No, in particolare no. Presidente, continuo? Presidente, segnaliamo tutti che sono le 21:30, orario di massima che la vostra signoria indicò. Il Ministero dirà, insomma, quando riterrà di interrompere, che mi pare che... Io dovrei passare altri nominativi, quindi... Sì, chiaramente, ma non credo che riuscirà a finire l'esame. No, Presidente. Quindi quando riterrà il pubblico ministero potrà interrompere. Presidente,
Abbiamo ricevuto comunicazioni che probabilmente potremmo avere la disponibilità del signor Ferone anche domani. Allora bisognerà fare slittare le persone che sono citate per domani. Presidente, questo lo vedremo, chiaramente vi sono dei meccanismi che si sono messi in moto e che non so fino a che punto possiamo bloccare. Tuttavia facciamo presente che può darsi che si possa avere questa disponibilità del collaborante anche nella giornata di domani. Anche in questa eventualità, da questo momento in poi il pubblico ministero, quando ritiene, può cessare l'esame. Allora interrompiamo l'esame. Allora interrompiamo e ci aggiorniamo. Signor Presidente, io volevo fare una precisazione. Ancora un momento di attenzione, per favore. Volevo fare una precisazione prima che chiudiamo. Cioè che quello che voglio dire ora io qua è relativo al mio pentimento, e il mio pentimento è dovuto all'omicidio di mio figlio e di mio padre successivi. Mi sono pentito dopo perché ho capito che nessuno veramente ha capito quello che stava succedendo e quello che poteva succedere nei riguardi della mia famiglia. Nessuno ha osato prendere le distanze dalle persone che hanno fatto questa vigliaccata. Solo coloro che l'hanno subita possono capire. Questo la volevo precisare. Va bene. Può andare se vuole. E di cui c'è tutta la mia famiglia che è qua, a Catania, e che si passassero la mano per la coscienza. Silenzio in aula. Conosciamo la sua situazione. Si può accomodare. La ringrazio. Presidente, quindi per domani programma non ne abbiamo sul piano delle persone da ascoltare o da contraesaminare? Silenzio in aula. Presidente, chiedo scusa. Allora, signori, ci aggiorniamo a domani. Mi scusi, ore 10. Ma continuiamo con quelli citati o con Ferone? Per saperlo ai fini dei nostri... Il programma rimane invariato, nel senso che si è detto per questo gruppo di udienze, per questi giorni, si indicano queste persone. Naturalmente, nell'ambito delle persone indicate, quelle che si presentano, ascoltiamo. Presidente, soltanto una preghiera, se fosse possibile domani iniziare puntualmente, credo che nei limiti del possibile, lo dico facendo un appello a tutti, compreso i pubblici ministeri, sarebbe utile per utilizzare proficuamente tutta la giornata. Lo dico anche agli avvocati. Perfetto. Il discorso è che questa preghiera dovrebbe essere indirizzata alla sola persona, alle sole persone che mi pare non sono presenti nell'aula. Ed dipende dall'organizzazione del carcere, esclusivamente. Se il pubblico ministero domani mattina presto vuole farsi parte diligente, nel senso di telefonare, di sollecitare, proprio per dire la sera finiamo tardi, per cercare di finire un po' prima, a me fa cosa che veramente di cui gliene sarei grato. Per parte mia lo farò anch'io. Posso, chiedo scusa, quindi non sappiamo stasera, domani con chi inizieremo? Con Ferone. Allora, ti sto dicendo il Ho detto in incerto se c'è la disponibilità di Ferone, ora domani inizieremo con Ferone. Quello era il mio pensiero, adesso le sta rispondendo il pubblico ministero, avvocato Pogliese. Abbiamo detto che abbiamo ricevuto comunicazione soltanto...